Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno da parte mia, Massimo Moretuzzo, segretario capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l'Autonomia, e da Giampaolo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Giampaolo Bidoli, mio collega in Consiglio regionale. Noi abbiamo pensato di fare questa comunicazione, questa diretta, perché crediamo sia importante fare il punto della situazione rispetto a un tema assolutamente attuale, assolutamente cruciale per la nostra regione, per le nostre comunità, per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. E pensiamo sia opportuno, fare una comunicazione, una riflessione condivisa su quello che è successo in questi ultimi mesi e su quello che sta continuando a succedere. Ci corre l'obbligo, prima di iniziare, di fare un ringraziamento, però doveroso, a tutte le operatrici e gli operatori del sistema sanitario regionale. Al di là della retorica, di quello che è stato detto anche nei mesi scorsi, crediamo davvero che il sacrificio che stanno facendo tantissime persone in termini di numero di ore lavorate, di non sfruttamento della possibilità di fare ferie, di riposi, ecco, quello che stanno facendo tante donne e uomini del nostro sistema sanitario è davvero encomiabile, quindi a loro va tutto il ringraziamento, gli esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, anche nella consapevolezza che purtroppo questa vicinanza, che nella prima fase di questa pandemia era espressa da tante persone, oggi forse non è così calorosa. Invece l'insofferenza da parte di una parte della cittadinanza sta montando anche nei confronti di chi opera nel sistema sanitario. Noi ribadiamo tutta la nostra solidarietà. Aggiungiamo anche che in questo anno, di fatto quasi un anno dall'inizio della pandemia, noi come gruppo consigliare, come Patto per l'Autonomia, abbiamo cercato di tenere sempre, fin da subito, un profilo molto basso e molto collaborativo. Noi crediamo che in momenti come questi il tema della coesione istituzionale sia un tema centrale, che le polemiche, le strumentalità non debbano trovare casa nel dibattito, e che sia importante cercare di unire le forze per riuscire a trovare tutti assieme le soluzioni necessarie per uscire da queste situazioni di criticità. Noi non abbiamo fatto alcun comunicato stampa da fine febbraio, dall'inizio di marzo dell'anno scorso, di denuncia dei punti di criticità del sistema sanitario regionale, delle scelte fatte dalla Giunta. Non abbiamo fatto neanche atti in Consiglio come delle interrogazioni rispetto a queste criticità. Noi abbiamo cercato davvero di tenere un profilo assolutamente collaborativo. Il primo atto, in qualche modo forte, se vogliamo, che abbiamo fatto è stato quello del 23 di novembre, in cui abbiamo convocato una conferenza stampa assieme a tutti gli altri gruppi di opposizione per chiedere una convocazione urgente della terza commissione consiliare. L'abbiamo fatto perché in quel momento, alla fine di novembre, la situazione della seconda ondata si stava manifestando in tutta la sua gravità. Ricordiamoci che c'era un superamento della soglia critica del 40% dei posti letto attivabili, eravamo sopra il 43%, avevamo un totale di ospedalizzati in quel momento che era doppio rispetto alla prima ondata, quindi 600 contro i circa 300 della prima ondata. Avevamo i dati sui contagi che iniziavano ad essere fra i peggiori in Italia. Ecco, a quel punto noi abbiamo chiesto un'audizione della terza commissione consiliare, che in realtà seguiva, e l'abbiamo fatto in modo pubblico, quindi con una conferenza stampa, anche se già in precedenza Giampaolo, che è membro della terza commissione consiliare, assieme ai suoi colleghi commissari di quella commissione, aveva già fatto delle iniziative in questo senso. Sì, se posso Massimo, così approfitto anche per parlare un po' del ruolo della commissione, no? Di cui faccio parte, come hai detto tu, e appunto, come hai evidenziato, è proprio grazie anche a quell'iniziativa congiunta di novembre che in pratica si è deciso di convocare finalmente, dopo 10 mesi, dopo appunto questa commissione che non aveva mai incontrato il direttore dell'ARCS, tanto per dire, e solo una volta i direttori delle aziende sanitarie. Quindi in un periodo evidentemente critico per il servizio sanitario
cioè è stato svuotato così da questo punto di vista anche il ruolo dei commissari che svolgono all'interno delle commissioni e di fatto anche il ruolo del Consiglio in pratica, non dando così la possibilità di audire, sentire le persone importanti e coinvolte in questo processo difficile. Ma voglio ricordare anche, giusto a memoria, no, che già a maggio, insomma, la richiesta della commissione d'inchiesta, che così ha scatenato così anche così le repliche sia del presidente Fedriga che anche dell'assessore Riccardi, perché evidentemente quel nome inchiesta mette una preoccupazione esorbitante, no? Ma il nostro obiettivo era quello di arrivare a un approfondimento di cosa non abbia funzionato già a quel periodo, no? Per l'omogeneità anche delle procedure, ma anche l'approfondimento che poteva essere utile per predisporre atti, azioni che in qualche maniera noi pensavamo quella volta potevano essere utili al fine così abbiamo ipotizzato che ci potessero essere delle difficoltà che venivano avanti e così è stato anche, no? Quindi l'obiettivo era solo quello il nostro, no? E non era assolutamente pretestuoso o provocatorio, anche se poi appunto, come dicevo, le risposte che ci sono state date sono state insufficienti, no? E quindi si è ribaltata la frittata dicendo che questa nostra iniziativa era pretestuosa e strumentale. Non era così e assolutamente non era per cercare colpe all'interno del servizio sanitario, ma probabilmente, cioè, evidentemente per trovare laddove c'erano delle lacune la possibilità di risolverle anche, no? Quindi se questo è il nostro ruolo, cercavamo di dare una mano in questo senso, e per cui anche le richieste che ci sono state dopo di convocazione, insomma, non sono state rispettate. Il 1° luglio anche abbiamo fatto una richiesta urgente per sentire le problematiche delle residenze anziani e solo il 9 settembre c'è stata convocata questa commissione. Quindi dico, è del 20 novembre la richiesta urgente di nuovo alla commissione per audire tutti sia i dirigenti e i direttori delle aziende sanitarie, ma anche, e l'abbiamo chiesto anche in separata sede, no? Di sentire i rappresentanti sindacali, le associazioni rappresentative di categoria, il personale, anche per avere un quadro generale. Ecco, ad oggi, e quindi abbiamo avuto la possibilità il 3 dicembre di assistere a, chiamiamola così, la passerella dei dirigenti che sono venuti a raccontarci un po' cosa stanno facendo con le difficoltà del momento e aver dovuto così, come l'hanno chiamato, i piani pandemici modulari, adattare tutte le iniziative all'evolversi della situazione. Ci hanno raccontato queste cose, però ad oggi ancora la convocazione della commissione per audire le categorie e il resto non c'è. Ci è stato detto che forse a questo punto sarà alla fine di febbraio, quindi capiamo che il ruolo che ci viene demandato, come dicevi giustamente tu, le sentiamo anche noi, le chiamate, la gente che ci avvisa, ci dice delle cose. Ecco, auspicheremo di riuscire a svolgere il nostro ruolo al meglio, cercando di dare un contributo come abbiamo sempre fatto, senza alzare polveroni. Poi se devo dire che il ruolo della commissione è così: quando si chiedono delle informazioni, ed è capitato anche a me personalmente e già tempo fa, attraverso le direzioni mi viene risposto che tutte devono passare attraverso la segreteria del vicepresidente, capiamo bene che allora non voglio parlare di bavaglio o altre cose, ma se questo è il ruolo del consigliere regionale, che nel svolgere le sue funzioni anche di conoscenza viene diciamo così trattato a questa stregua, insomma capiamo che non è la strada corretta. Se poi ci mettiamo vicino anche le notizie che erano uscite dove insomma ci fosse stata questa indicazione da parte dell'assessorato di avere questo filtro tra le comunicazioni che escono dalle direzioni sanitarie verso il di fuori, non dico verso la stampa, ma verso l'esterno, devono passare così
come dico, attraverso questo filtro, cioè non ci siamo, ecco, da questo punto di vista. E voglio ribadirlo che ancora una volta è solo là per noi, in commissione, che possiamo dare il nostro contributo e capire come si stanno svolgendo le cose all'interno del servizio. Ecco, questo volevo aggiungere a quello che hai detto, Massimo. Ecco, in questo contesto di difficoltà di fare il nostro mestiere di consiglieri regionali, ci troviamo anche di fronte a dei dati sullo stato della situazione a livello regionale che sono molto preoccupanti a nostro avviso. Allora, se guardiamo il dato sull'eccesso di mortalità rispetto ai periodi precedenti, noi vediamo che, guardando questo primo grafico, abbiamo a novembre un'impennata della percentuale di decessi per il complesso delle cause, quindi non solo legati al Covid, no? Nel periodo febbraio-novembre, a novembre, questo grafico sul periodo febbraio-novembre, a novembre vediamo che c'è un'impennata che è stata descritta precisamente dal rapporto Istat del 30 dicembre scorso, che ci dice chiaramente che in Friuli Venezia Giulia noi abbiamo avuto un eccesso di mortalità rispetto a quello del picco di marzo-aprile del 46,9% rispetto al 21,1% di aprile. Ecco, quindi una situazione sicuramente oggettivamente difficile. Abbiamo avuto un eccesso di mortalità che nel periodo da ottobre a novembre rispetto allo stesso periodo del quadriennio 2015-2019 ha visto un aumento del 25,5%, sempre dati del Istat, Istituto Superiore di Sanità. Quindi rispetto al periodo 2015-2019, ottobre-novembre abbiamo avuto un aumento di oltre il 25% della mortalità. Questo ci dice che la seconda ondata da noi ha avuto e sta avendo un impatto devastante, molto più alto che a tante altre regioni italiane. Questo è di chiara evidenza sulla stampa, lo si legge quotidianamente. Siamo abituati a vedere i grafici della Fondazione GIMBE piuttosto che di altri, vediamo anche nelle slide successive come quotidianamente vediamo il Friuli Venezia Giulia nel quadrante più pericoloso, e quindi in questo caso, no, noi vediamo la situazione rispetto ai contagi, quindi noi siamo fra le regioni che sono più in difficoltà appunto per l'incremento percentuale dei casi, no? Questi sono a ieri i dati della Fondazione GIMBE. Lo vediamo anche rispetto al grafico successivo sulle percentuali di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e in area non critica. Anche in questo caso vediamo il Friuli Venezia Giulia fra le regioni collocate peggio per posti letto occupati in terapia intensiva e in area non critica. A metà dicembre avevamo il 30% degli ospiti delle case di riposo, secondo i dati elaborati anche dalla CGIL, incrociando i dati forniti dall'assessorato, dalla protezione civile, il 30% degli ospiti delle case di riposo positivi e il 10% degli operatori. Quindi dati assolutamente preoccupanti. Una situazione quindi che colloca la nostra regione davvero in una posizione di grossa difficoltà rispetto alla media delle regioni italiane. Allora, davanti a questo scenario, noi dobbiamo chiederci se questa è sfortuna, se dobbiamo lamentarci contro il destino cinico e baro, o se invece ci sono delle responsabilità e delle scelte che potevano essere fatte in modo diverso rispetto alla gestione di questa emergenza. Perché se è solo sfortuna, allora ci mettiamo il cuore in pace, non serve che la commissione consiliare si ritrovi, lasciamo che l'assessorato, l'amministrazione regionale facciano la loro strada e chiudiamo la partita qui. Se invece crediamo che questa situazione potrebbe essere gestita, potrebbe essere stata gestita, potrebbe essere gestita anche in modo diverso, allora dobbiamo capire quali sono stati gli elementi di criticità e capire come questi potevano essere affrontati e possono essere affrontati. Ecco, rispetto a questo noi abbiamo fatto un'azione che pensiamo sia molto semplice e doverosa. Abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti il 4 di dicembre, in cui abbiamo chiesto di conoscere quali sono stati
i provvedimenti, gli atti formali, le circolari, i documenti che sono stati mandati dalla Direzione Centrale Salute e dall'azienda regionale di coordinamento alle aziende sanitarie regionali e agli altri soggetti rilevanti del sistema sociosanitario regionale, residenze per anziani, strutture sanitarie private, eccetera, nel periodo fra giugno e ottobre. Quindi, quali sono stati gli atti che i vertici del nostro sistema sanitario hanno preso rispetto alla prevenzione della seconda ondata? La richiesta l'abbiamo fatta il 4 di dicembre, il 7 gennaio, quindi più di un mese dopo, no? Noi non abbiamo avuto nessuna risposta. Il 13 gennaio abbiamo sollecitato, il 7 gennaio abbiamo fatto un sollecito, nessuna risposta ancora. Il 13 gennaio abbiamo fatto un secondo sollecito, l'abbiamo mandato al Presidente del Consiglio regionale per conoscenza e al responsabile della trasparenza per la direzione generale. Poche ore dopo abbiamo avuto i documenti. Quindi torno a quello che diceva Giampaolo prima, pur essendo noi consiglieri regionali abbiamo grossa difficoltà ad accedere in modo trasparente a quelle che sono le documentazioni relative alle scelte fatte rispetto a questi temi. Bene, guardando quegli atti, noi abbiamo visto che di fatto non ci sono stati provvedimenti significativi per prevenire la seconda ondata. Abbiamo visto che il primo, ripeto, dall'inizio di giugno, prendendo dentro anche maggio se vogliamo, a fine di ottobre, non ci sono stati documenti che hanno lavorato nella direzione di indicazioni puntuali e precise date alle aziende sanitarie, alle strutture private, alle case di riposo per prevenire la seconda ondata. Il primo documento è un documento del 27 agosto che semplicemente contiene un aggiornamento sulle indicazioni per il tracciamento. Tralasciamo naturalmente le circolari ministeriali che sono state rimandate, che poco c'entrano con la gestione diretta da parte del nostro sistema sanitario regionale. Alla fine di ottobre, solamente alla fine di ottobre, è stato inviato il programma operativo per la gestione dell'emergenza, che però non contiene indicazioni appunto particolari rispetto alle attività che devono essere intraprese a questo scopo. La cosa che però ci ha colpito di più in questo accesso agli atti è il fatto che non c'è in tutto questo periodo nessun documento ufficiale inviato alle aziende sanitarie, alle case di riposo, alle strutture sanitarie private da parte dell'ARCS, dell'azienda regionale di coordinamento. Eppure l'ARCS, istituita con la legge regionale 27 del 2018, dovrebbe essere quella azienda, la cosiddetta azienda zero, che attua il coordinamento della programmazione delle aziende sanitarie, il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, il coordinamento delle reti cliniche, dei programmi di sicurezza delle cure, dei dispositivi medici, delle attività connesse allo sviluppo e all'utilizzo delle risorse sanitarie, no? Che gestisce le attività logistiche sanitarie centralizzate e che dà contributo tecnico alla direzione centrale sui diversi aspetti. Ecco, l'assenza di indicazioni da parte dell'ARCS ci ha lasciati veramente sorpresi. Allora qui delle due l'una: o non ci sono stati mandati i documenti, e questo sarebbe grave, perché noi abbiamo fatto una richiesta puntuale di accesso agli atti, oppure vuol dire che in tutto il periodo in cui poteva essere prevenuta, appunto, messa in atto tutte le strategie necessarie per prevenire la seconda ondata, l'azienda che si occupa del coordinamento delle nostre aziende sanitarie, del sistema sanitario in generale, non ha esercitato questo ruolo. Ecco, questo per noi è, crediamo, un elemento su cui sia indispensabile riflettere. In questo periodo non sono state date delle indicazioni anche rispetto alla gestione dei dipartimenti di prevenzione. È uno degli elementi che arriva da lontano, una delle criticità del sistema che hanno bisogno sicuramente di investimenti, di personale, di attenzioni. Era una criticità già prima di oggi, però sicuramente rispetto a questo non sono state fatte tutte le azioni necessarie per riuscire a metterli nelle condizioni di esercitare fino in fondo il loro lavoro. Ecco, possiamo tornare in primo piano prima di passare alle slide successive. Ecco, noi naturalmente rispetto a questi temi stiamo ricevendo delle sollecitazioni pressoché quotidiane da operatori del sistema sanitario regionale, da cittadini, da medici di base, da tutti coloro che stanno anche impegnandosi rispetto a questo tema. Ci arrivano delle segnalazioni dai sistemi territoriali
e quindi ci sono molte cose che non riusciamo a capire. Ci sono contesti, per citare uno che mi viene in mente, insomma quello ad esempio del distretto di Tarcento, che vede la scorsa estate si vede privato del direttore sanitario perché è accorpato ad altri distretti, un territorio con oltre 40.000 abitanti, 15 strutture residenziali per anziani, quindi una delle più alte percentuali in regione. Nei giorni scorsi aveva più di 200 persone positive. In quel contesto non c'è nessun punto tamponi. No? Questa è una delle criticità che ci sono state segnalate proprio negli ultimi giorni, che sappiamo essere oggetto di dibattito anche dentro gli enti locali di quel territorio, però ecco, ci sono elementi come questi che noi non riusciamo a capire, e non riusciamo a capire quali sono le scelte strategiche, perché non abbiamo neanche la possibilità di avere un confronto, come dicevamo prima, reale, vero, dentro la Commissione. Abbiamo notizia di azioni contraddittorie che avvengono anche all'interno delle stesse aziende. Un altro caso, ma potremmo citarne davvero tanti, è quello ad esempio per cui in una stessa azienda sanitaria abbiamo una realtà locale che prevede la prenotazione dei tamponi fatta direttamente dai medici di base, dai medici di medicina generale e dalle USCA, un'altra realtà dentro la stessa azienda sanitaria che invece deve passare attraverso il Dipartimento di Prevenzione, con naturalmente un allungamento dei tempi, eccetera, per la semplice prenotazione dei tamponi. Ecco, situazioni che denotano, a nostro avviso, una forte mancanza di coordinamento. Ultimo aspetto che tocchiamo è la questione della scuola. Noi su questo ci siamo espressi in modo netto e forte. Continuiamo a non capire una scelta che ci sembra davvero basata su motivi che non hanno a che fare con un'analisi scientifica della situazione. Noi prendiamo di nuovo l'Istituto Superiore di Sanità, comunicazione del 30 dicembre, in cui si dice chiaramente che solamente il 2% di tutti i focolai nel nostro paese sono manifestati all'interno delle scuole, in cui l'Istituto Superiore di Sanità dice che allo stato attuale delle conoscenze le scuole sembrano essere ambienti relativamente sicuri e si ritiene che il loro ruolo nell'accelerare la trasmissione del coronavirus sia limitato in Europa. Il 17 gennaio si ribadisce ulteriormente con convinzione l'importanza del ritorno in classe. Allora, anche rispetto a questo, noi capiamo la difficoltà, la necessità di prevenire ulteriori contagi, assolutamente lo capiamo, però dobbiamo anche capire se è stato fatto tutto il possibile per provare a riaprire le scuole in sicurezza. Ecco, questo ci sembra che non possiamo dirlo oggi ed è una mancanza grave. E non possiamo dire teniamo chiuse le scuole perché le cose potrebbero andare peggio. Non è una motivazione sufficiente, perché sappiamo bene, e ce lo dice di nuovo il Comitato Tecnico Scientifico, che l'impatto su una parte importante della nostra società, come quella dei giovani, degli studenti, in questa scelta, rispetto a questa scelta, è un impatto forte, che pagheremo in modo forte e grave nei prossimi anni. Ecco, questo io credo che sia un ulteriore elemento che ci dice come noi oggi dobbiamo assolutamente affrontare questa situazione, affrontarla anche facendo un'analisi di quello che è successo. Possiamo tornare eliminando questa slide. Credo che sia appunto necessario oggi fare un punto della situazione, chiederci se quello che potevamo mettere in campo come struttura regionale è stato fatto, se il modello di governance è oggi il modello giusto, se ci sono tutte le energie, le risorse umane giuste e necessarie ai vertici del modello di governance, e se le scelte fatte in questo senso dall'amministrazione regionale oggi siano ancora scelte valide, o se si debba trovare delle modalità diverse di governo di questa situazione. Perché crediamo che oggi i dati ci dicano che non possiamo dirci soddisfatti di quello che è successo, del modo in cui è stata gestita questa seconda fase della pandemia. Rispetto a questo noi, come dicevo in apertura, diamo la nostra massima disponibilità a collaborare, a trovare il modo di uscire tutti assieme da questa situazione, però serve un riconoscimento del ruolo del Consiglio, serve che la Commissione lavori su questo tema, bisogna ascoltare il personale e le categorie mediche, quindi la nostra richiesta fatta alla metà di novembre, alla fine di novembre, di audire le categorie mediche in Commissione deve essere accolta e non è accettabile che dopo 3 mesi
si dica forse tra un mese potremo ascoltare e discutere con le categorie mediche. Questo non è accettabile, perché le cose non stanno andando bene. Allora noi chiediamo che ci sia di nuovo un'assunzione di responsabilità, il Consiglio si è messo nelle condizioni di fare il suo lavoro e per parte nostra noi sicuramente non ci tireremo indietro, ma non siamo più disponibili a far finta che tutto vada bene e che tutte le scelte siano state scelte inevitabili in termini di incarichi e in termini di sistemi di governance. Altre regioni hanno fatto anche scelte diverse, anche negli ultimi mesi, anche rispetto alle scelte sui professionisti che sono stati messi ai vertici dei sistemi. Allora, rispetto a queste scelte, noi crediamo sia indispensabile oggi fare una valutazione e fare dei passi in avanti. Ci tenevamo a fare questo passaggio, a comunicarlo in modo pubblico e, come dicevo, noi siamo a disposizione per lavorare nella commissione consigliare competente. Grazie a tutti e buon fine settimana. Saluti, grazie.